Che cos'è il MSAC per noi? Per rispondere a questa domanda bisogna tornare un po' indietro nel tempo. È iniziato tutto un po' per caso. 6 di noi hanno deciso di partecipare all'evento nazionale del MSAC, senza sapere bene cosa fosse. Partiti senza troppe aspettative e tornati pieni di entusiasmo, abbiamo deciso di fare nostro il messaggio del movimento studenti di Azione Cattolica e dopo qualche mese ci siamo riuniti per la prima volta. Dopo aver riflettuto su come farci conoscere e essere protagonisti nella scuola, la prima occasione di metterci in gioco si è presentata con le giornate di autonomia culturale del Liceo Marconi, dove abbiamo promosso un dibattito sul rapporto docente-studente. Il MSAC di Vittorio Veneto è nato ufficialmente con le elezioni dei segretari e poco dopo abbiamo ricevuto l'invito dei responsabili nazionali a partecipare al congresso a Firenze. Qui abbiamo avuto l'occasione di toccare con mano le varie realtà dove è presente il MSAC e di capire davvero cosa voleva dire Don Milani con il suo motto I care, ci sta a cuore. Torniamo ora alla nostra domanda di partenza. Per noi il MSAC è come una famiglia nella quale ci si aiuta, collaborando per raggiungere gli obiettivi comuni. Per noi il MSAC è entusiasmo, è lo spirito necessario per fare il primo passo e mettersi in gioco, è la passione che ci permette di divertirci anche negli impegni più seri. Per noi il MSAC è dialogo, è un'occasione di confronto e condivisione di idee e di pensieri. È un momento di approfondimento e riflessione in cui ognuno di noi può esprimere la propria opinione. Per noi il MSAC è essere protagonisti, è la consapevolezza di poter agire concretamente nella scuola e nella società. In una parola, per noi il MSAC è partecipazione.